Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ben ritrovati, buona domenica a tutti, anche se a distanza. Questo periodo prolungato di assenza. Bisogna dire che ci mancate. Ci manca la gioia di vedervi, di abbracciarvi, di incontrarvi personalmente. Però ci vuole ancora pazienza. Il Papa ha ricordato a tutti che ci vuole pazienza e obbedienza per non sprecare i sacrifici di questi giorni e poi correre il rischio di ritrovarci in una situazione peggiore. Preghiamo insieme il Signore perché siano abbreviati questi disagi. Possiamo presto ritornare alla nostra vita, ai nostri incontri, alle nostre relazioni. Quest'oggi vogliamo ringraziare il Signore anche per il 40° di matrimonio di Zaccario Giuseppe dal bello Mirella e anche il 25° di matrimonio di Bortolami Gianfranco e Vetralli Manuela e 17 anni di matrimonio di Boggian Benedetto e Bertazzo Katia. Insieme a questo mettiamo anche tutti i nostri motivi di preghiera per affidarci al Signore. E all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono a Dio di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo
per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Io sono Amici entrano per la porta principale, almeno ci verranno quando sarà terminato questo periodo del contagio. Ma chi entra da un'altra parte, chi entra dalla finestra di nascosto, chi fa un buco nella recinzione per entrare, chi entra per il camino, è qualcuno che vuole farti del male, ladri e briganti. Non fidarti di chi non entra dalla porta principale. La porta principale di casa ti permette di riconoscere le buone intenzioni delle persone. Chi ti vuole bene si presenta dalla porta principale e chiede permesso per entrare. E allora sarà bello poterlo accogliere in casa tua. Aprire la porta di casa a un amico e aprire il proprio cuore e accoglierlo nello spazio più prezioso, più importante per me, nell'intimità della mia casa. Ebbene, tutto questo ha a che fare con Gesù e ce ne ha parlato proprio Lui, anche in questa pagina del Vangelo. Anzitutto,
Gesù entra sempre dalla porta, anzi si ferma alla porta e bussa e attende che tu gli apra. Gesù desidera proprio entrare in casa tua e desidera farlo oggi, ma non vuole farlo senza il tuo permesso, non entra mai di nascosto, non ti inganna. Sta alla porta principale e chiede di entrare, ma sei soltanto tu che puoi aprire la porta e lasciarlo entrare. Se lo lasci entrare potranno accadere cose meravigliose alla tua vita, può trasformare tutta la tua vita, renderla capace delle cose più belle, capace di dare e di ricevere amore, capace di donare, capace di gioia, la gioia quella vera, non quella che finisce subito. Se gli apri la porta e lasci entrare Gesù, allora tutta la tua vita diventerà nuova. E questo è molto bello. Ma Gesù va oltre e nel Vangelo ci dice anche un'altra cosa. Dice Gesù: io sono la porta. Attraverso di me si entra e sarai salvato, si esce e troverai il vero cibo. Ma dove si va? Dove si entra attraverso Gesù? Penso si entra nella vita vera, nella pace vera, nel regno dell'amore. Come dice il Papa, il meglio della vita. Gesù stesso è la porta. E se passi attraverso di Lui arrivi a questa vita in pienezza, trovi questo cibo vero, ti nutrirai di quello di cui hai veramente bisogno. Vedete, di imbroglioni ce ne sono tanti, di gente che dice sono io che ho la soluzione giusta, sono io che so come farvi felici, io vi farò vivere bene. Ma attenti, sono degli imbroglioni. Promettono qualche cosa che poi non possono mantenere. Ti fanno credere di avere le risposte a tutto, ma lo fanno soltanto perché vogliono la tua approvazione, la tua ammirazione, i tuoi soldi. Desiderano potere, il denaro, la gloria personale. Promettono tante cose per attirare l'attenzione, ma non potranno mai mantenerle. Apri bene gli occhi, impara a riconoscere chi ti vuole bene davvero, da chi desidera soltanto approfittarsene per sé. Il ladro viene solo per rubare, uccidere e distruggere, dice Gesù. Io invece sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, Gesù ti dà vita, non gli interessa. Chi non gli interessa veramente di te invece ti rovina. E allora c'è la domanda per noi. Adesso vi chiedo, siete pronti a lasciare entrare Gesù in casa vostra? Perché è lì alla porta che bussa con pazienza, chiede di entrare. Anche in tempo di pandemia Gesù possiamo lasciarlo entrare. Non ci porta a un contagio pericoloso. In realtà Gesù ti può contagiare, ma ti contagia con il bene, è un contagio di amore. Se lasci entrare Gesù in casa tua, potresti diventare come Lui, figlio di Dio, capace di un amore infinito, più forte di tutte le avversità, più forte anche della morte. Gesù sta bussando alla tua porta. Se lo vuoi, è il momento giusto per lasciarlo entrare nella tua vita. Ma Gesù è anche la porta giusta per te, per entrare nella vita senza lasciarti imbrogliare. E tu sei pronto a scegliere Gesù come quello di cui fidarti. Se avrai il coraggio di farlo, vedrai che non te ne pentirai. Oggi è la giornata di preghiera per le vocazioni. C'è una vocazione, una chiamata per ciascuno di noi, per tutti. Oggi Gesù si rivolge anche a te e dice: sei pronta a offrire la tua vita? Sei pronta a offrire la tua vita, a fidarti a Gesù
per il bene tuo e di tanta gente che ancora non sa chi seguire. Gesù è lì alla tua porta e bussa. Se gli apri, oggi puoi unirti a Lui, come quelle 3.000 persone che hanno ascoltato San Pietro e hanno deciso di vivere da cristiani. E oggi la proposta è per te. Papa Francesco, scrivendo ai giovani di tutto il mondo, ha detto: giovani, non confondete la felicità con un divano. Non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non siate delle auto parcheggiate. Lasciate piuttosto sbocciare i sogni, prendete decisioni, rischiate, anche se sbaglierete. Fatevi sentire, scacciate le paure che vi paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete, datevi al meglio della vita. Non andate in pensione prima del tempo. Ecco, accogliamo queste parole e chiediamo al Signore di poter maturare la nostra risposta alle sue parole. Diciamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rinnovati dall'ascolto della parola di Dio, e sapendo di essere un solo corpo per dono dello Spirito Santo, preghiamo per la Chiesa e per il mondo intero. Diciamo insieme: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Ispira il nostro Papa Francesco. Resta con noi, Signore. Sostieni il nostro Vescovo Claudio. Resta con noi, Signore. Dà speranza al mondo che è nella prova. Resta con noi, Signore. Ispira i governanti perché promulghino leggi sapienti e buone. Resta con noi, Signore. Guarisci i malati. Resta con noi, Signore. Consola e sostieni le famiglie nelle quali ci sono ammalati. Resta con noi, Signore. Sostieni gli anziani abbandonati. Resta con noi, Signore.
suscita la carità, specialmente verso chi è solo. Resta con noi, Signore. Allontana ogni malattia e ogni sciagura. Resta con noi, Signore. Proteggi i medici e tutti gli operatori sanitari. Resta con noi, Signore. In questo tempo di isolamento sostienici, o Padre, nell'essere perseveranti nella fede, anche nei momenti di prova, perché sicuri della tua salvezza. Fa che nessuno di noi venga contagiato dal virus dell'egoismo e dell'indifferenza. Aiutaci affinché la preghiera sia la lode all'amore che riconosce nello Spirito la grandezza delle tue opere e dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione quale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua lode. Sono pieni del
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, ed in particolare di Sperandio Antonella, i defunti della famiglia Soatto Mario, Matteo, Facciolo Luciano, Crivellaro Emanuele, Ambrosi Lea, Maria, Brombara Ivo, i defunti della famiglia Bellotto, Bellin Giovanni, Noventa Amalia, i defunti della famiglia Centin, i defunti della famiglia Gazzabin Carina, Borghesan Marco, Emo, Elena, Audace, i defunti della famiglia Malaman, Matiazzo Arrigo, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di far parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Affidando al Signore tutte le nostre famiglie, soprattutto quelle che in questo momento sono più in difficoltà, preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La preghiera per la nostra comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. Preghiamo.
Custodisci benigno, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Continuiamo a custodire l'angolo bello, quel luogo di preghiera, spazio significativo per la casa e per la preghiera in famiglia. Nel giorno del Signore risorto, la domenica, possiamo mettere un cero al centro tavola e preparare un posto vuoto a tavola. La luce rappresenta Gesù risorto, che illumina il nostro tempo. Il posto vuoto sono gli altri, le relazioni che ci mancano e che desideriamo. È il pane che viene spezzato. Troviamo l'occasione di ascoltarci, di condividere le cose importanti, anche la fede. Valorizziamo la benedizione. Ognuno può benedire se stesso e le altre persone che sono a casa lì con te. Lo possiamo fare così. Ognuno ringrazia Dio e fa il segno della croce su di sé e su ciascuno dei propri familiari. La benedizione non è un gesto solo del sacerdote, ma ognuno può farla per la propria famiglia e il Signore ci proteggerà. È così che possiamo augurarci una buona domenica. Qualche avviso: vogliamo ricordare nella nostra preghiera Zanuso Maria con i suoi 90 anni che ci ha lasciato. Martedì in cimitero a San Fidenzio alle 10 ci sarà una piccola liturgia della parola e in saluto la benedizione. E in attesa di nuove e più precise indicazioni per il mese di maggio, abbiamo pensato di mantenere un contatto con tutti coloro che lo desiderano attraverso la preghiera del Santo Rosario, ogni giorno dal lunedì al venerdì, a partire da domani sera alle 20:30, ogni giorno alle 20:30. Per chi ha la possibilità ci collegheremo attraverso la pagina Facebook dell'Unità Pastorale di Borgo Veneto. E in previsione di una prossima apertura delle chiese che non sappiamo ancora quando sarà di preciso, alle prossime celebrazioni sarà necessario un aiuto in più. In ogni nostra parrocchia, per la pulizia, la sanificazione, la messa in sicurezza delle chiese. Non sappiamo quando, però vogliamo prepararci. Vogliamo prepararci per tempo, chiedendo a tutti coloro che possono dare la disponibilità di contattare noi parroci per predisporre dei gruppi settimanali di pulizia e di sanificazione dei nostri ambienti. Una volta che avremo formato i gruppi per ogni parrocchia, ci contatteremo per avviare questo servizio. Ancora un grazie a tutti coloro che direttamente o in canonica, attraverso il bonifico, attraverso una presenza di persona, hanno voluto essere attenti alle necessità delle parrocchie e delle famiglie più in difficoltà. Continuiamo a mantenere vivo il nostro contatto attraverso questi mezzi di comunicazione in attesa di notizie più chiare che potrebbero arrivare in questa settimana. Un po' alla volta speriamo di poter vedere la luce. È stato bello ieri, siamo stati un'azienda agricola, l'azienda Cillo, abbiamo fatto una benedizione. Dopo 9 mesi di un grande incendio, un piccolo segno di bene, le cose che riprendono la normalità. Speriamo di poterne fare tanti di questi segni, di questi gesti di bene, per tornare davvero alla vita piena, alla vita bella di relazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome e con la forza del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica, buona settimana a tutti.
sorriso